1° maggio tra solidarietà e preghiera in tutto il Veneto. I vescovi incontrano le persone colpite dalla crisi, gli imprenditori scendono in piazza a Treviso e Venezia insieme ai lavoratori in difficoltà. A Padova il vescovo Antonio Mattiazzo andrà in visita all'alba del 2 maggio al mercato ortofrutticolo, quindi l'8 maggio alla sera guiderà una veglia di preghiera nella cappella di San Giuseppe Lavoratore, che sorge al centro della zona industriale della città. La veglia è un momento che può essere aperto appunto anche a chi magari non crede oppure crede in modo diverso, ecco, vuole essere uno spazio aperto, non che l'Eucaristia sia chiusa, ecco, è uno spazio però aperto, che magari è meno impegnativo dal punto di vista della fede esplicita, però che è accogliente anche a chi crede diversamente. Non perdere la speranza, non aver paura di chiedere aiuto, non scaricare i problemi della crisi sui lavoratori. Monsignor Mattiazzo, dopo aver firmato un messaggio su lavoro e coesione insieme ai vescovi del Triveneto, lancia un appello alle forze politiche, sociali ed economiche per unirsi a sostegno del lavoro. La situazione è difficile, ma è piena di coraggio, è piena di speranza anche, perché ci sono tanti industriali, tanti lavoratori che ogni mattina si ritrovano nella stessa medesima condizione, a affrontare una giornata di lavoro difficile, ma insieme. Intanto i religiosi della cappella della zona industriale hanno visitato 900 aziende negli ultimi mesi. Emerge una situazione drammatica. Il Fondo straordinario di solidarietà, attivato in 12 sportelli della diocesi di Padova, ha distribuito oltre 3,5 milioni di euro, ma non basta. Molti i casi di solidarietà tra datori di lavoro e dipendenti. Ci sono stati dei lavoratori che hanno deciso di far solidarietà così nella loro azienda. Bisognava pagare l'IMU e i soldi l'azienda non li aveva. Hanno deciso di lavorare tutto l'inverno al freddo in modo da poter risparmiare e pagare l'IMU.